regionale di Cagliari. Ma velocemente perché davvero abbiamo poco tempo, ma io velocissime alcune considerazioni. Sia Iuri Marciali sia Carlo Sallis ricordavano un dibattito sulle aree urbane iniziato 40 anni fa, e sarebbe interessante capire perché dopo 40 anni diciamo non si sono fatti moltissimi passi avanti, almeno a livello diciamo di scelte, perché per discutere siamo davvero bravi. Io individuo due aspetti, però sono molto importanti e credo che davvero ci sia l'occasione adesso con questo rinnovo del Consiglio regionale, ci sia davvero la possibilità di fare quel balzo che finora non è stato possibile. Con questo e col fatto che a Cagliari c'è una giunta diversa e c'è un'amministrazione diversa. Prima questione. Quando parliamo di area metropolitana e di area urbana se ne parla spessissimo come elemento di sviluppo dell'area stessa, di migliori organizzazioni dei servizi. Io credo che noi dobbiamo porre l'accento sul fatto che l'area urbana come bacino economico e sociale è un fattore di sviluppo regionale dell'intera regione, cioè non è un problema che riguarda Cagliari. Per essere chiari, se noi andiamo a vedere già nell'impostazione degli stessi piani di rinascita era tutto concentrato sulle zone interne. Questo stesso, come dire, fatto ci dice che spesso non sempre abbiamo visto l'area urbana come quel concentrato di funzioni, di funzioni pregiate che sono elemento di sviluppo generale, perché il porto Noede è quello, il porto canale è quello, l'aeroporto è quello, il sistema finanziario è quello, cioè non è distribuito omogeneamente sul territorio, è fatto di punti di eccellenza. Quindi prima questione credo che sia, come dire, da valorizzare adeguatamente in questa competizione elettorale anche l'area urbana, la chiamo come fattore di sviluppo regionale, fattore di relazione nazionale e internazionale. Seconda questione, è inutile negarlo, il discorso dell'area urbana nella nostra area e quindi nella città metropolitana è stato fortissimamente condizionato dal fatto che Cagliari è stata sempre governata a centrodestra, con una visione miope, con una visione, Valdo Spini l'ha definita imperialista, meno male che i carri armati non c'erano, però sicuramente una visione da signoria d'altri tempi. Cioè, il sindaco Floris di questi anni, io la scorsa consigliatura ero capogruppo, sosteneva che le case popolari si dovessero fare, come dire, facciamo il piano intercomunale e mandiamo nei comuni limitrofi tutte le funzioni sgradite e concentriamo a Cagliari tutte le funzioni gradite. È chiaro che con questa idea è davvero difficile pensare non che si costituisca una governance, ma anche che si riesca a parlare. Quando si fa un piano strategico comunale con l'idea che quello di fatto debba essere il piano strategico di area, e quindi questo l'ho fatto io in quanto tale, tu lo devi accettare, quando si teorizza, però devo dire che queste cose le diciamo anche noi, dobbiamo ripopolare Cagliari. Centrosinistra lo dice abbondantemente in ogni campagna elettorale cittadina. Io mi chiedo, ma cosa vuol dire che dobbiamo ripopolare Cagliari se abbiamo una visione d'area di quelle che stiamo per l'appunto descrivendo? Altro è ragionare sui prezzi delle abitazioni che obbligano le giovani coppie a andarsene da Cagliari, ma sul ripopolamento avrei qualche dubbio. Ecco, allora io credo che noi abbiamo una straordinaria opportunità. Abbiamo la straordinaria opportunità di vincere elezioni su temi fondamentali. La formazione e la scuola è uno di questi. E a proposito di area metropolitana, l'università, che è straordinaria, diciamo così, è concentrato di ricerca, di scienza, di formazione, che è tipica poi delle aree metropolitane. Ecco, ma dicevo, l'occasione qual è? L'avere un governo della regione con una visione aperta e l'avere il governo della città con una visione aperta. Questa è la questione. Ecco, io credo che allora anche il perché abbiamo invitato Valdo Spini, potevamo invitare altri, perché io credo che l'area metropolitana
cioè uno strumento di governance di una realtà complessa come possa avvenire valorizzando adeguatamente i consigli comunali. Lui è il responsabile, il coordinatore, diciamo, di commissioni che si stanno occupando di area metropolitana. Bene, io credo che uno degli elementi di valorizzazione, di istituzione che renderanno possibile la costituzione dell'area metropolitana sarà proprio anche la valorizzazione di forme, come dire, di governance anche più democratiche rispetto ormai alla monocrazia. Talvolta, diciamo, tutti gli esecutivi stanno in qualche modo dimostrando. Quindi ecco, io credo che però questo ci ponga anche un problema rispetto all'amministrazione di Cagliari. Io credo che stia facendo bene su diverse cose, che stia impostando, diciamo, attività, opere pubbliche, servizi migliori. Bene, credo che debba fare un ulteriore sforzo in questa direzione. Il contributo di Cagliari alla, come dire, istituzione della città metropolitana, ma non da un punto di vista puramente, lo diceva Carlo Salis, istituzionale, ma dal punto di vista del governo, diciamo, di un bacino economico-sociale che non pesa un terzo della Sardegna, come popolazione forse pesa un terzo della Sardegna, ma come, diciamo, ricadute economiche, come ricadute sociali pesa ben di più. Ecco, allora io credo che da questo punto di vista il Comune di Cagliari possa fare molto, ed è una delle questioni, fra l'altro, che vorrei sottoporre anche in questa sede, anche all'attenzione di questo coordinamento che si è costituito a livello nazionale. Noi pensavamo di costituire una commissione speciale a Cagliari che, come dire, non solo faccia proposte da portare agli altri, diciamo così, alla discussione, al dibattito politico regionale e al dibattito politico con gli altri sindaci dell'area, ma che in qualche modo si ponga proprio come elemento di riflessione più generale e anche come elemento che consenta di entrare in un circuito nazionale. Cioè, noi spesso ragioniamo di città metropolitana, di area urbana, come se fosse una cosa della Sardegna, non come una cosa che deve proiettare la Sardegna al di fuori. Adesso sarebbe troppo lungo a ragionare di cooperazione internazionale, eccetera, ma proviamo a pensarla in questa direzione. Ecco, credo che non deve sfuggirci questa opportunità. Una amministrazione di centrosinistra a Cagliari all'altezza della situazione e un'amministrazione regionale di centrosinistra veramente che, come dire, questa volta si può fare quello che per 40 anni non è stato possibile.